5 Stelle Lega, la Pedemontana diventa in Veneto nuovo motivo di scontro e alle precisazioni del ministro pentastellato alle infrastrutture replica il governatore Zaia. Se poi il DEF è un documento così buttato lì tanto per scriverlo che poi va tutto cambiato, ne prendiamo atto. Pensavo che l'approvazione fatta in Consiglio dei Ministri fosse definitiva e non fosse oggetto di ulteriori emendamenti, ma se è così, siccome tutto è cambiabile, vorrà dire che all'interno della maggioranza ci sarà un confronto anche sulla Pedemontana. E Zaia rinvia al mittente le perplessità sulla sostenibilità economica dell'opera. Sulla Pedemontana, guardate, noi abbiamo salvato un'opera che è la più grande opera oggi in cantiere in Italia, sono 2 miliardi 258 milioni di opere e 94 km e mezzo, 36 comuni e 14 caselli. Questa è un'opera strategica, l'abbiamo salvata coinvolgendo l'autorità nazionale anticorruzione, la Corte dei Conti e l'Avvocatura dello Stato, al punto tale che il commissario dal 1 gennaio 2017 della Pedemontana Veneta non è il mio vicino di casa o qualche mio amico, ma è il vice avvocato generale dello Stato, l'avvocato Marco Corsini, che vive a Roma. Detto questo, se qualcuno vuole controllare, se il ministro ci ripensa, io l'ho sempre detto, porte aperte, noi non abbiamo segreti, l'importante non diventi un'agonia. Opera strategica e fondamentale, ribadiscono i parlamentari veneti del Carroccio. La Lega da sempre sostiene l'importanza di questa infrastruttura per la quale sono stati trovati finanziamenti e sono stati avviati i cantieri, scrivono in una nota i parlamentari. Ironico il commento di Nicola Finco, capogruppo del Carroccio in Consiglio regionale. Se il ministro Toninelli conosce la Pedemontana Veneta come conosce il tunnel di base del Brennero, possiamo dormire sicuramente dei sonni tranquilli. Chiedo solamente al ministro di informarsi, di leggersi le carte prima di fare degli interventi. Io capisco che i 5 Stelle si confrontino nei blog, si confrontino al loro interno, ma devono uscire dai blog, confrontarsi con la realtà locale, con le istituzioni, con gli enti locali, con le categorie economiche.